Allora, torniamo un po' noi in parte con lei, vicepresidente. Purtroppo ci sono tanti casi di violenza fino ad arrivare ai gesti estremi di femminicidio. Pare incredibile, ma sono dati allarmanti Sì. nel nostro paese, anche nella nostra regione. Che cosa si sente di dire al riguardo? E quindi quali anche suggerimenti dare, che cosa viene fatto, se è sufficiente l'attività che viene svolta dalle forze dell'ordine, deve essere istituito qualche cosa, ci sono o non ci sono finanziamenti? Allora, nel nostro territorio ci sono presenti tantissime associazioni di prima chiamata che riguarda la violenza domestica. Quindi far capo alle associazioni. Le associazioni, esatto. Le associazioni fanno rete fra di loro, nel senso non è che ogni comune ha la propria associazione. Abbiamo fatto una riunione ancora un mese fa in regione con tutte le associazioni che si occupano di violenza domestica e c'era dalla parte dell'assessore la disponibilità di fare rete fra di loro, perché solo Assessore alle politiche sociali. Esatto, sociali, Lanzarin. Solo facendo rete si può combattere anche questo tipo di fenomeno. Le forze dell'ordine sono sempre presenti perché alla fine sono le prime che escono alla chiamata, intercettate, e dopo appunto, si rifanno sulle case famiglia, sulle associazioni del territorio che gestiscono il problema. Ecco, però i provvedimenti che vengono attuati in base alla normativa vigente di non avvicinamento, di strato 8 metri, dicono che non servono a niente, perché poi ci sono le denunce per stalking o quant'altro o violenze subite, però poi si arriva al gesto Dovrebbero estremo. essere più restrittive, nel senso, secondo me le leggi che adesso sono molto soft, nel senso bisognerebbe ampliare un po' come si dice, la severità degli Esatto, la severità, esatto. Consigliera, come vede un po'? Allora, diciamo che i femminicidi sono la punta dell'iceberg, sono quelli che emergono, ma in realtà di violenze ce ne sono di tanti tipi. Io mi occupo del mondo del lavoro e anche lì i casi di violenza esistono, sono più subdoli, sono meno evidenti, però ci sono. Cos'è violenza psicologica nell'utilizzo delle parole? Violenza psicologica, io mi occupo di tanti casi o di mobbing o di violenza sessuale. Adesso siamo riusciti per esempio con grande soddisfazione a spostare un dirigente che vessava 4 dipendenti, cambiando loro l'orario, rendendo loro la vita difficile perché non erano disponibili ad altri favori. Ma come siete intervenuti? Su segnalazione di una di queste persone? Siamo intervenuti sulla segnalazione. La cosa bella è stata che non si è presentata appunto solo una dipendente, ma hanno avuto la forza di venire in 4. C'era ovviamente quella che aveva un po' più coraggio, quella che è arrivata titubante, però è chiaro che insieme si può avere più forza, quindi è un suggerimento, quando c'è un problema bisogna fare squadra. Naturalmente che cosa abbiamo fatto? Allora, prima abbiamo ascoltato bene il problema delle donne, perché chiaramente dobbiamo capire quali sono le circostanze, qual è la documentazione che hanno a loro favore. E devo dire che bisogna avere delle prove, elementi probatori. Dovremmo avere delle prove, non sempre facile, non è facile, però poi abbiamo chiamato i dirigenti di queste imprese, quelli di livello alto, e sono venuti subito, devo dire. Abbiamo spiegato la situazione. Dando il nominativo, cioè dopo avevate il nominativo in mano della persona che attuava? Certamente, sì, il nominativo ce l'avevamo, non abbiamo fatto il nome delle 4 perché quello deve essere riservato. L'ufficio della consigliera è un luogo dove puoi andare e parlare di tutto e sai che da lì non uscirà nulla se tu non lo vuoi, e non intraprenderemo nessuna azione se non in maniera condivisa. Questo è molto importante. I dirigenti hanno capito la situazione e hanno spostato il dirigente in un'altra sezione dove ci sono solo uomini. Proprio no. È stato un bel successo, direi, per l'8 marzo, una bella soddisfazione. Ecco. Assolutamente. Quindi queste sono le cose che noi facciamo e
e devo dire che ce ne sono parecchie. Quando si tratta di casi singoli agiscono le consigliere di parità delle province, perché c'è una consigliera di parità in ogni provincia che si occupa proprio dei casi. Io ho il compito del coordinamento e dei casi collettivi, che sono quelli un pochino più complessi. Ma voi, la segnalazione a voi avviene anche attraverso il sindacato? Perché magari uno non Sì, pensa sì, di andare alle può consiglie. segnalare, anche un anonimo. Anche l'anonimo. Mi è anche successo di avere una segnalazione anonimo, io ho l'obbligo, se ci sono delle documentazioni allegate, di intervenire, ed è accaduto. Ecco, chiedo un po' così come però le documentazioni, gli elementi probatori, come nei casi di violenza, sono difficili da trovare. Certo. Violenza devi avere preso delle contusioni, delle chimosi, dei segni, Esatto. di lacerazioni, tutto, andare a pronto soccorso, sì, bisogna eccetera. avere il coraggio di... E invece nell'ambito del lavoro sono parole, magari, gesti, non ne resta traccia, non è facile. No. A volte anche ci sono spostamenti, c'è chi viene spostato a 50 chilometri di distanza, magari dal luogo di abitazione, ci sono tante modalità per... Quindi attenzione a queste piccole cose, lei cosa dice? No, infatti, ma questo problema è anche magari quando una donna rimane incinta, poi torna nell'ambito del lavoro, sì. esatto, gravidanza, quando torna al lavoro molte volte viene sminuita perché manca da troppo da lavoro e quindi viene spostata magari in un ambito lavorativo che non è il suo, quindi si trova un po' a disagio, quindi è declassata, e questo è molto importante combattere questo fatto. Sì, però una cosa che noi abbiamo cercato di fare è quello di avere una buona relazione con le imprese, perché secondo me quando il lavoratore poi va a far causa alla propria impresa il risultato non è mai buono, perché non ti crei. Quindi noi vogliamo arrivarci prima. Allora, siccome tra gli obblighi della consigliera di parità è quello ogni anno di ricevere un report proprio obbligatorio da tutte le imprese che hanno più di 100 dipendenti in Veneto, quest'anno sono 1070 le imprese che hanno risposto, ed è un report che ti dà la fotografia di tutto ciò che si fa nell'azienda. Ma chi è che lo fa questo report? La consigliera di parità. Ah, lo fate voi? Cioè dovete quindi... cioè il report lo inviano in maniera telematica perché ho informatizzato tutto le imprese, ma nel report è presente quante donne, quanti uomini, i ruoli che hanno all'interno dell'impresa, quanti vanno in pensione, quanto part-time, cioè tutta quella che è la fotografia dell'impresa, dati che elaboriamo. Tra pochi giorni ci sarà l'elaborazione da parte di statistica dei nostri dati, perché poi li inviamo a tutte le imprese, proprio per creare questa sinergia e perché anche l'impresa conosca come funziona il territorio e quali sono i ruoli. Però c'è un dato di fatto che molti casi di, adesso chiedo un po', rivolgo a voi le provocazioni, molti casi di discriminazione, di mobbing eccetera, e la maggior parte delle aziende del nostro territorio sono piccole aziende, hanno pochissimi, non ne avevano neanche 50 dipendenti, per cui questo è un dato di fatto, è la peculiarità, ricchezza, merito, bellezza, bruttezza, quello che si si voglia del nostro paese, neanche del nostro territorio, il Veneto in modo particolare. Ed è lì che in genere, dove non ci sono ruoli ben definiti, esatto, che si verificano questi fenomeni, dove c'è rapporto più che con il datore diretto, col datore di lavoro, che si possono verificare queste discriminazioni. Ma infatti le discriminazioni avvengono forse di più nelle piccole aziende e vengono anche denunciati con più fatica. Però le posso dire che uno dei dati che emerge quest'anno è che nelle aziende con più di 100 dipendenti l'86% di donne fa il part-time. E sa cosa significa il part-time? Significa intanto guadagnare di meno e poi alla fine dei tuoi giorni essere povero perché avrai una misera pensione. Non volontario quindi come part-time? Ma sicuramente, se vogliamo dircelo, sì, uno lo sceglie perché non ha alternativa, perché non ha aiuti, perché i costi degli asili sono troppo elevati. Ci sono tanti fattori che contribuiscono. Perché poi arriviamo allora alle dimissioni volontarie, che è un altro dei temi che affrontiamo spesso, e anche in questo il 60% sono donne. Ma qual è la differenza? I maschi che si dimettono è per andare a lavorare in un'azienda migliore. Le donne che si dimettono è perché non ce la fanno con i figli o con gli anziani, perché adesso abbiamo un nuovo problema,
che è la fragilità degli anziani e che ancora questa mancanza di cultura per cui sono le donne ad occuparsene. Anche lì è una responsabilità. Sì, infatti, anche, le donne fanno sempre il lavoro di cura, nel senso... ma è anche la donna che concede questo a un certo punto. Perché concede perché scende a compromessi, cioè, perché deve per forza, perché sennò chi ha che una mano, nel senso... molte volte scelgono il part-time per quello, perché non hanno nessuna mano da parte o del marito oppure del compagno. Ma anche questo è un aspetto culturale che bisogna cambiare, nel senso non è detto che il marito possa fare part-time e la donna a tempo pieno, cioè non vedo quali sia il problema. Dividersi, sì, esatto, è c'è un'accettazione anche secondo me di una posizione. Sì, che noi parliamo sempre di dipendenti, ma c'è anche il problema delle libere professioniste, nel senso le donne, le professioniste hanno questo grosso problema che loro non hanno tutti i servizi magari che hanno le dipendenti ed è difficile. È difficile, assolutamente. Una maternità, se non hai il supporto dei nonni, del marito, del compagno, è tutto un incastro di tempi durante il giorno. Di aiuti, di supporti, esatto. insomma, abbastanza difficile. Beh, le libere professioniste sono le più, diciamo, quelle che hanno maggiori difficoltà perché obiettivamente anche i corsi finanziati dalla Regione, solo adesso siamo arrivati a far sì che possono essere frequentati anche dalle libere professioniste, perché fino a poco tempo fa erano solo le imprese ad avere questo diritto. Quindi sta cambiando anche il mondo delle professioniste, stanno acquisendo alcuni diritti che prima non avevano. Tanto da fare ancora. Moltissimo. Esatto. Allora andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.